Allora, a Cison di Valmarino con il sindaco, primavera del Prosecco del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, mamma mia, vabbè, ce l'abbiamo fatta. E allora qui siamo a Cison di Valmarino, dicevo, con il sindaco, perché c'è questo vino divino, questo Cison divino. Assolutamente sì, un grazie a tutte le cantine che ci hanno dato fiducia. Il Conegliano Valdobbiadene è un prodotto di prestigio che anche noi vogliamo valorizzare, ma insieme al buon vino anche il buon paesaggio, il buon territorio, quindi tanti eventi legati alla valorizzazione del nostro territorio. Siamo con Andrea Del Vecchio, responsabile e referente della mostra, questo vino di Cison questo Cison di vino, no? Questo vino appunto portato qui a Cison di Valmarino. È la terza edizione, siete una mostra giovane, però non per questo meno importante delle altre. Buongiorno, è un piacere avervi qua, benvenuti a Cison, a questa terza edizione di Cison di Vino. Sarebbe dovuta essere la quinta edizione, ma purtroppo il Covid ci ha stroncato in pieni preparativi. Comunque siamo andati avanti lo stesso e siamo qua adesso. Siamo qui da 3 anni, lo abbiamo voluto fortemente e un grazie al comitato che ci ha accolto nella prestigiosa elenco di mostre ben più blasonate, ben più storiche del territorio. Abbiamo voluto metterci del nostro, cercando appunto di puntare su quelle che sono le bellezze del nostro territorio e la collaborazione con i territori vicini. Un tocco di femminilità, diceva il sindaco, non dato da lei ma da un'altra, da Maria Cristina. E poi ho visto questo tocco di femminilità con 50 donne da Monaco di Baviera qui impegnate nell'assaggiare e nel sentire i nostri prodotti. Sì, quest'oggi ci hanno sorpreso, è arrivata questa corriera da Monaco per passare in mostra, e questo è un bene per il territorio, perché vuol dire che anche al di fuori del territorio comunque nostro qua e nazionale è ben vista, insomma, questa manifestazione qua, non solo questa ma comunque tutta quella generale del territorio tra le varie mostre. Buon lavoro. Grazie mille. Per preparare una mostra come questa non basta il lavoro del sindaco, c'è un grande gruppo dietro, ci sono tanti volontari, c'è la comunità cisonese, che è una comunità che è nota per essere una comunità che sa fare gruppo e sa creare grandi eventi. E qual è la soddisfazione migliore di essere stati scelti tra le tante proposte che ci sono del territorio da un pullman di turiste straniere che è venuta a vedere la nostra mostra e che ne è rimasta affascinata della mostra e del territorio. Questi sono i frutti del lavorare in sinergia, del lavorare con i comuni vicini, del lavorare con l'associazione UNESCO, quindi siamo assolutamente soddisfatti.